Io intanto vorrei incominciare ringraziando i cittadini e le associazioni qui presenti che da anni lottano per vedersi garantito il diritto alla salute e che sostengono tutti i politici in maniera trasversale che hanno voglia di impegnarsi su questo tema. E ringrazio anche perché questa mattina mi hanno portato un dépliant che riporta uno studio un po' datato del 2009 ma che può essere molto interessante e che non mancherò di condividere, faccio mio e non mancherò di condividere con gli altri politici qui presenti come tema di riflessione anche in vista del voto di questa mozione. Solo un attimo, per favore. Allora io chiedo al pubblico di ascoltare, siete graditi ospiti, però non potete disturbare. Le pagliacciate con le mascherine qui dentro sicuramente non ci stanno. Perché o mi dite che puzza qua dentro e vediamo di arieggiare i locali, oppure togliete la mascherina. Ascoltiamo la parola dell'ingegnere Laurenti. No, non potete intervenire. O ascoltate e vi confermo che siete graditi ospiti, ve ne state tranquilli e seduti, oppure sarete invitati a lasciare l'aula. In silenzio, certo. Stiamo ascoltando in silenzio, infatti. Nessuno di noi sta parlando. In prova contraria presiedo io all'aula, signora. Prego Usai se i cittadini lo lasciano intervenire, oppure sospendo i lavori. Prego Usai. Grazie. Spiace constatare però che il tema desti poco interesse sia da parte dell'Aula, che vedo i banchi mezzo vuoti, sia da parte della Presidente, che oggi è assente. Ricordo il Presidente che è il commissario per l'area di crisi industriale del SIN di Trieste. Vorrei incominciare ad illustrare questa mozione proprio ricordando quelli che sono gli impegni presi dalla Presidente Serracchiani e dal Sindaco Cosolini sul tema della Ferriera nel corso del 2015 e più precisamente il 2 marzo 2015 durante una seduta del Consiglio Comunale di Trieste. La parte a caldo dello stabilimento potrà andare avanti solamente se non inquinerà più l'ambiente. Non posso che ribadire l'impegno che tutti ci siamo assunti, garantire la prosecuzione dell'attività industriale solo alle condizioni in cui il risanamento ambientale produrrà un'attività industriale pulita. L'area a caldo non ha prospettive di futuro se non è nelle condizioni di convivere nella maniera adeguata, cioè buona, con l'ambiente esterno e quindi con l'abitato esterno. Non intendiamo solo rispettare il limite di benzopirene previsto dalla legge regionale, intendiamo un miglioramento sensibile, percepibile dai cittadini. Quello sarà il metodo di confronto, non il rispetto del limite di benzopirene. Allora, se qualora ciò non fosse possibile, l'abbiamo ribadito più volte, l'area a caldo verrà superata. Il 2015 è un anno decisivo, mi pare che le scadenze siano chiare e stringenti in termini di tempo. Poi ne trarremo tutti quanti le conclusioni politiche assumendocene le responsabilità. Queste alcune delle dichiarazioni della Presidente e del attuale sindaco di Trieste, Roberto Cosolini. Cos'è successo da allora? Innanzitutto il limite temporale per mantenere questo impegno, fissato per il mese di dicembre 2015, è stato spostato alla primavera 2016 su sollecitazione della proprietà. In questo periodo, nonostante le imposizioni impartite dalla diffida regionale e dall'ordinanza del sindaco, giunta tardivamente a fine novembre, si sono registrati presso la stazione di rilevazione di San Lorenzo in Selva, considerando il solo 2015, il quadruplo dei superamenti di livelli di PM10 consentito dalla legge in un anno. 142 contro 35 consentiti, nonché il superamento della media annuale previsto dalla legge. Inoltre, anche nel 2015 non è stato rispettato il valore soglia di benzopirene di 1 nanogrammo metro cubo e questo cancerogeno accertato di classe 1 IARC ha avuto un ulteriore incremento nel mese di gennaio 2016. Ecco, nonostante tutti questi dati preoccupanti e dopo un lungo periodo in cui l'impianto ha continuato ad operare ad autorizzazione scaduta sulla base dell'autorizzazione precedente, il 27 gennaio 2016 è stata rilasciata a Siderurgica Triestina una nuova autorizzazione integrata ambientale di durata decennale per l'attività di produzione del coke, sintetizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa e per la nuova attività di laminazione a freddo.
Un'autorizzazione che, nonostante sia esaltata dalla Presidente della Regione, perché terrebbe conto delle nuove direttive europee che impongono controlli costanti e interventi serrati, ha già dimostrato di avere seri problemi nell'attuazione, con le prime richieste di proroga che di fatto ne inficerebbero la validità complessiva, nonché l'efficacia in termini di tutela della salute. Non si tratta di principi astratti. Attualmente le persone che abitano nelle aree limitrofe non dormono la notte perché lo stabilimento non sta rispettando i limiti di legge per l'impatto acustico e non sono stati ancora eseguiti gli interventi urgenti che dovevano essere attuati entro il 28 febbraio scorso. Bene ha fatto la Regione a diffidare Siderurgica Triestina in merito all'eliminazione dell'impatto acustico, ma attendiamo di vedere se vorrà conformarsi o meno alle indicazioni impartite dall'azienda sanitaria e dal Comune di Trieste, che chiedono di non concedere ulteriori proroghe, visto soprattutto le numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Dal decreto di rinnovo dell'AIA emergono inoltre numerose carenze e criticità, ne elenco solo alcune. Negli allegati non si fa alcuna menzione specifica in riferimento alle prescrizioni in caso di incidente rilevante, non vengono forniti sufficienti motivazioni per cui l'intervento non debba essere sottoposto a procedura di VIA, viene inoltre innalzato da 50 a 70 microgrammi metro cubo, come media sulle 24 ore, il valore limite per le PM10, che diventa valore obiettivo per la centralina di San Lorenzo in Selva, lo sottolineo, posto in un'area non industriale. Giova ricordare inoltre quanto riportato dall'azienda sanitaria nella valutazione di impatto sanitario. Cito testualmente: il decreto legislativo, il testo unico sull'ambiente, il 152 del 2006, impone il monitoraggio delle emissioni per verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dall'AIA, che talvolta non sono sufficienti a garantire la tutela della salute dei residenti, essendo tarate su un lungo periodo e senza tener conto del contributo delle emissioni diffuse, a cui naturalmente dobbiamo sommare il rumore, che abbiamo già detto è sopra i limiti di legge, e anche naturalmente i contributi rispetto all'odore, che continuano a persistere in maniera pesante sull'abitato di Servola, su cui appunto la legislazione italiana non è ancora intervenuto con una legislazione adeguata. Cosa è successo dall'inizio dell'anno del 2016? Ecco, presso la stazione di San Lorenzo in Selva si sono già registrati 25 sforamenti del limite per la media giornaliera, nonostante tutti i lavori fatti, cioè il triplo di quelli registrati presso le altre centraline poste più lontane dallo stabilimento, e ci stiamo avvicinando rapidamente al numero massimo di sforamenti consentito dalla legge, che è di 35 all'anno. I dati ambientali sono sotto degli occhi di tutti, come anche le fumate degli scorsi giorni di color nero e rossastro. Lo ribadiamo, l'amministrazione comunale e quella regionale avevano preso un impegno con i cittadini. Se lo stabilimento siderurgico avesse continuato ad emettere agenti inquinanti in atmosfera, l'area a caldo sarebbe stata chiusa. Il 31 dicembre 2015 è passato, è arrivata anche la primavera. Noi chiediamo che questi impegni e quelle promesse vengano finalmente rispettate, ma lo chiedono soprattutto i cittadini di Trieste. Basti pensare alle 828 segnalazioni alla polizia locale nel corso del 2015 che evidenziano come l'impianto continua a non essere compatibile con un'area urbana e le oltre 5.000 persone che hanno partecipato alla manifestazione del 31 gennaio chiedendo la tutela della salute e un lavoro sano e dignitoso. Ci auguriamo che la nostra mozione venga accolta, che non si continui a promettere decisioni future, studi rigorosi, controlli e interventi rapidi, ma che si concordi da subito con la proprietà, nel rispetto degli attuali livelli occupazionali, un percorso per la chiusura progressiva dell'area a caldo, entro tempistiche certe, perché, come ripetiamo ormai da anni, solo così questo impianto siderurgico,
la smetterà finalmente di inquinare. Avrei bisogno che i colleghi prendano posto. Novelli, Ziberna, Marini, Piccin, Lauri. Bene, grazie. È aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Di Piazza. Prego. Presidente, la questione Ferriera è un tema delicato. Sono da sempre favorevole alla chiusura dell'area a caldo. Con i dati ambientali attuali in possesso del sindaco si potrebbe avviare immediatamente la procedura di chiusura dell'area a caldo, che può richiedere diversi mesi, arrivando fino a ottobre. Guarda caso, ossia la scadenza dei 2 anni di mantenimento delle attività produttive come richiesta dall'accordo di programma. Limitando immediatamente la produzione della ghisa con ordinanza sindacale, perché le continue fumate sono certamente dovute alla mancata tenuta di pressione del bleeder, come dichiara Ervedi, ma la vera causa è probabilmente legata a un eccesso di produzione dell'altoforno, il cui andamento sarebbe facilmente verificabile dal sindaco uscente chiedendo la scheda di marcia dell'impianto. Il mantenimento dell'area a caldo della Ferriera di Servola è stata una scelta dell'attuale sindaco e di tutte le amministrazioni di centrosinistra che sono responsabili, insieme agli enti di controlli coinvolti, di aver prima svenduto un'area di enormi dimensioni e di importanza strategica sul mare, 175.000 euro, cioè meno di un appartamento a Servola, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e complesso immobiliare, beni materiali e immateriali come ricavati nell'atto notarile di compravendita del 6 ottobre 2014 e poi concesso tutte le autorizzazioni necessarie al proseguimento di un'attività produttiva inquinante e che di fatto blindano l'azienda favorendola anche con una concessione trentennale della banchina, sebbene in assenza di un terminalista certo come richiesto dall'autorità portuale di Trieste per altre realtà. Produrre ghisa, come ho sempre sostenuto, non è più economicamente conveniente, tanto che in Italia, come in Europa, la siderurgia ha i giorni contati. Sfruttare questa situazione da parte del sindaco uscente del centro-sinistra, adesso, dopo 2 anni di sostegno senza sì e senza male a proprietà, mi sembra perlomeno scorretto. Arrivare sotto la data delle elezioni per pronunciarsi sull'eventuale chiusura dell'area a caldo mi sembra una presa in giro per i cittadini e dei comitati che li rappresentano, salvo che per alcuni non vi sia una strategia politica di condivisione con il sindaco uscente. Grazie. Grazie a lei. Assessore, vuole intervenire già adesso? Prego, Assessore Vito. Grazie Presidente. Io vorrei intervenire per... Non ho sentito. Assessore interviene in dibattito generale. Sì, vorrei dare un contributo alla discussione, perché quando noi parliamo di Ferriera parliamo di un tema non solo importantissimo ma estremamente complesso. E oggi siamo qui a discutere per la mozione che è stata presentata e che appunto il consigliere Ossai prima ha illustrato. Allora io credo che appunto seguendo la traccia di questa mozione sia, spero utile e opportuno per il dibattito che il Consiglio poi deciderà di fare, porre già qualche elemento di chiarezza, perché ci sono delle imprecisioni importanti che secondo me vanno chiarite. In modo particolare quello che evidenzio della mozione stessa e soprattutto nei 3 punti con cui la mozione impegnerebbe la Giunta, c'è uno sbagliato mescolamento di quello che è un piano esclusivamente tecnico da un piano invece politico. Cioè, adesso entrerò un po' meglio negli aspetti che appunto la mozione evidenzia, però già sul primo punto insomma, non credo di dire una cosa che stupirà nessuno, è evidente che è un punto che penso improponibile, perché si chiederebbe a un organo politico di fare un qualcosa che invece è giustamente, per fortuna che così, una competenza esclusiva di un organo tecnico. Quindi, in particolare in relazione al primo punto, dire quindi che l'atto
ribadisco che l'atto di concessione di una proroga, perché noi siamo qui oggi in particolare per parlare di questo aspetto, che è il tema della proroga e dell'inquinamento acustico, ma dire che l'atto di concessione, ma ribadire fin dall'inizio che l'atto di concessione o di diniego di una proroga è un atto di esclusiva competenza del dirigente, perché è un atto di gestione, sta un procedimento amministrativo, penso che sia una cosa proprio il punto di partenza che va evidenziata, chiarita fin dall'inizio della discussione, se vogliamo fare una discussione corretta. Ciò non esclude evidentemente che la Giunta sia poi costantemente informata, ci siano, come è normale che sia, come dicevo, su una pratica così importante, un'informativa della procedura e delle fasi di evoluzione di questa vicenda. Ma gli esiti di queste richieste devono stare nell'ambito delle proprie attribuzioni, delle giuste attribuzioni che siano, una parte le attribuzioni dell'organo tecnico, dei direttori di servizio, di una conferenza di servizi che ha lavorato per arrivare al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che ringrazio perché è stato fatto un lavoro importantissimo da tante figure, non soltanto di certo della direzione ambiente, ma anche da parte di azienda sanitaria, comune, provincia, l'ARPA. Tutti questi soggetti hanno permesso di arrivare ad un punto importante di condivisione unanime della relazione istruttoria, che poi ha portato al decreto del direttore del servizio, appunto, per il rilascio dell'AIA. Quindi quello che è anche preciso, perché è stato genericamente detto che ci sono state, io almeno così ho capito, delle proroghe, delle richieste di proroga. In realtà l'unica richiesta di proroga ad oggi fatta da Siderurgica Triestina riguarda soltanto questo aspetto. Ed è anche giusto precisare, ancora sempre per cercare di fare chiarezza, per facilitare il dibattito del Consiglio, che la Giunta a tutt'oggi si rileva come non sia stata concessa a Siderurgica Triestina alcuna proroga, ma che è stato invece avviato un procedimento volto all'adozione del provvedimento di diffida per ottenere l'integrale rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione integrata ambientale in merito al contenimento dell'inquinamento acustico. Quindi siamo all'interno di una fase, ripeto, prettamente di procedimento amministrativo, in cui l'avvio di una procedura di diffida è stata fatta e siamo nel corso di quella procedura. Faccio però, dopo queste precisazioni, un'apertura importante che spero sia accolta in questo senso per quanto riguarda il secondo punto della mozione, perché si chiede una maggiore informativa, un confronto. Ecco, io penso che da parte mia, anche degli altri assessori, la disponibilità a questo confronto non solo non manchi, ma nella commissione, insomma è stata la Commissione Ambiente il luogo nel quale più volte ci siamo trovati a discutere della Ferriera, sia ancora il luogo deputato nel quale si possa anche tornare. Chiaramente io ribadisco questa disponibilità che non è mai mancata per fare anche perché questa sia un'occasione ulteriore di chiarezza sull'AIA. L'AIA è un provvedimento estremamente complicato, molto tecnico, come deve essere un provvedimento tecnico, che magari può essere meglio spiegato per anche fare della chiarezza in più su alcuni aspetti che temo se no che non siano così ben capiti, o perlomeno insomma una spiegazione può essere utile anche per facilitarne la lettura. Quindi faccio questa nuova apertura e ci tengo molto, lo ribadisco fin da adesso. Infine, per quanto riguarda il terzo punto, questo sì, punto esclusivamente politico, in cui si chiede appunto una posizione sul discorso della dismissione dell'area a caldo, ma io continuo a citare le parole della Presidente del 2 marzo del 2015. Sono dichiarazioni pubbliche che la Presidente ha fatto, in cui appunto, come anche ha letto lei, solo se questo progetto darà risultati certi ha senso che rimanga l'area a caldo, altrimenti il gruppo Arvedi si dedicherà allo sviluppo del polo logistico e alla laminazione a freddo. L'efficacia di questo impianto dell'aspirazione, quindi quello che è stato a frattempo realizzato da un anno a questa parte, è tuttora in corsa di verifica. Allo stesso modo anche la valutazione, questo è un altro passaggio importante che io vorrei sottolineare, perché io capisco che è facile anche giudicare un provvedimento come quello dell'autorizzazione integrata ambientale se chiaramente si ha una posizione che vuole la chiusura a prescindere dall'impianto. Quello che io dico è che l'AIA, questa AIA rilasciata, è senza dubbio un'AIA che non ha nulla da vedere con l'AIA del passato, perché è un'AIA che è un'AIA innovativa,
un'AIA di nuova generazione, un'AIA che prevede che cosa? Che tutte le prescrizioni impartite siano comunque oggetto di valutazione e di esame. E ricordo ancora una cosa, che l'AIA è stata rilasciata il 27 di gennaio, quindi stiamo parlando di pochi mesi fa, e un'attività di verifica, adesso di controllo degli aspetti attuativi dell'AIA è assolutamente necessario. È necessario se si vuole avere, diciamo, un riscontro oggettivo e non per sentito dire di come stanno procedendo le cose. È necessario evidentemente un periodo di rilevazione dei dati e un periodo appunto utile per la loro lettura, senza considerare che, come più volte rilevato, l'AIA è uno strumento flessibile, di nuova generazione, cioè dopo il primo anno tutte le prescrizioni saranno oggetto di un esame critico da parte delle amministrazioni coinvolte. Quindi questa disponibilità dopo un minimo di fase di verifica, perché un minimo di fase di verifica ci sono tutte e non le dice di certo la politica. Questa è una disponibilità e una valutazione contenuta nell'AIA che la conferenza dei servizi nel suo assoluto ruolo tecnico e terzo ha deciso di indicare. Peraltro, allo Stato, sia gli uffici regionali sia l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, cioè l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, che chiaramente confidano nella bontà di queste prescrizioni perché sono state così impartite dal lavoro della conferenza dei servizi, continuano nell'attività di controllo degli impatti ambientali della Ferriera. Quello che io dico è che questi valori che sono all'interno dell'AIA sono anche valori obiettivi, anche questo è, diciamo, un aspetto proprio delle AIA di nuova generazione. Valori obiettivi che servono a far capire non solo l'impatto ambientale dello stabilimento, ma anche quali possono essere le migliori performance ambientali che appunto lo stabilimento deve mettere in campo. Quindi per questi motivi, ribadendo, spero che si capisca la totale disponibilità, rimandando anche la disponibilità a ritornare in commissione a spiegarlo, a spiegare meglio, a fornire ulteriori elementi che possono essere utili ai consiglieri. Io in questa fase, proprio raccogliendo lo spirito al consigliere Ossai che lei promuove, dicendo insomma che è importante, che noi siamo qui per fare un buon lavoro per i cittadini, e non solo i cittadini che saluto che sono qui presenti, ma anche i cittadini tutti di Trieste, credo che quella potrebbe essere un'occasione utile appunto per ridiscutere con uguale serenità, e per questo io le chiederei il ritiro della mozione. Vianna. Signor Assessore, consiglieri di maggioranza, non ho sentito nell'intervento dell'assessore, mi auguro di sentirlo poi nei vostri interventi, parlare di salute. Si è parlato di ambiente, si è parlato di posti di lavoro e la salute. Vogliamo fare come il presidente del Sudafrica, quello dopo Mandela, che intervistato, messo sotto accusa dopo un rapporto con una donna affetta da AIDS, ha detto sì, ma dopo ho fatto una doccia. Perché questa è stata l'affermazione. Allora esiste un rapporto Terry del 1964, Assessore, legato al fumo di sigaretta che produce 3-4 benzopirene e dice che 200.000 sigarette sono il passaporto per il cancro del polmone. Poi è vero, ci sono altri colleghi in sala che mi diranno che il cancro viene anche a quelli che non fumano, non hanno mai fumato. È vero anche questo, perché c'è la variabile dell'individualità. Ma se la Ferriera di Servola nell'area a caldo libera benzopirene, il benzopirene produce il cancro del polmone. Cosa abbiamo fatto noi sull'amianto? Abbiamo fatto una legge regionale che impedisce l'utilizzo dell'amianto, perché ha provato che l'amianto fa venire il mesotelioma pleurico, una delle variabili del cancro del polmone. E allora qui non si può discutere se sfora, non sfora o d'altro, vediamo una verifica tra un anno, perché la gente continua a morire. E lo dico con cognizione di causa, perché quando ho avuto la responsabilità, Assessore, di un anno dell'ambiente, ho prodotto 3 tavoli di lavoro, e i 3 tavoli di lavoro erano salute, ambiente e posti di lavoro, e complici i sindacati
sono stati trasformati in posti di lavoro, ambiente e all'ultimo posto la salute. Bisogna invertire i termini e mettere al primo posto la salute. Ricordo con il sindaco di Piazza, quando abbiamo cercato di stringere i coglioni alla ditta, all'azienda, perché non si può produrre più questo tipo di ghisa utilizzando un contributo legato al carbone petcoco o altro, perché non rende più. E allora o noi abbiamo il coraggio, io poi vorrò sentire gli interventi vostri, e che venga un pordenonese a difendere questa situazione triestina dove si è avuta la morte e si continua a morire per l'inquinamento, è inaccettabile. E voi proponete sempre verifiche, controverifiche, e invece bisognava prendere atto che la coccheria, l'area calda, non è più in grado di produrre un prodotto non compatibile con l'ambiente, compatibile con la salute dei cittadini. Ecco perché io voterò questa mozione. Bene, invito i colleghi a tenere anche un linguaggio consono all'Aula. Prego, consigliere Fartolin. Sì, grazie Presidente. Io sinceramente non volevo intervenire, ma dopo aver sentito gli interventi dei colleghi di Piazza e De Anna, che mi hanno profondamente stupito come posizione, perché ricordo che in questa stessa Aula entrambi si sono sempre dichiarati a favore dell'incenerimento dei rifiuti e contrastando e tacciando come assolutamente assurde qualunque valutazione di impatto sulla salute di una pratica dannosa e riconosciuta dannosa come l'incenerimento dei rifiuti, che produce appunto inquinanti paragonabili a quelli che produce anche la Ferriera di Servola. Non posso che trovare quantomeno ipocrita e da campagna elettorale gli interventi a tutela della salute per quanto riguarda appunto un impianto come la Ferriera di Servola. Grazie. Allora, non siamo allo stadio, nemmeno a quello triestino di Piazza. Non siamo allo stadio. Lei interviene quando chiede la parola e quando gliela do io. No, ha già parlato. Ha già parlato ed è stato molto chiaro. Marini. I colleghi consiglieri, l'opinione pubblica cittadina, gli abitanti di Servola sanno che io rispetto a questo tema non è che sia intervenuto molto, perché sono due i temi rispetto ai quali io ho cercato di intervenire abbastanza poco, perché sui quali intervenivano tutti strumentalizzando spesso la questione. Uno è quello della Ferriera di Servola, l'altro è quello del porto vecchio di Trieste. Su entrambi in questi anni sono state dette un'infinità di sciocchezze, un'infinità di cose non esatte e sono state inserite un'infinità di strumentalizzazioni. Per questo oggi mi limiterò ad un intervento molto breve, ricordando due cose fondamentalmente, che sono 15 anni, esattamente 15 anni. Era la primavera del 2001, da quando l'allora, ancora per pochi mesi, Presidente della Giunta regionale Roberto Antonione sollevò il problema della compatibilità di un complesso industriale come la Ferriera di Servola con l'ambiente, con la città di Trieste, essendo questo complesso industriale inserito nel tessuto urbano di Trieste. Sono passati 15 anni. Sono passati 15 anni di polemiche, sono passati 15 anni, l'ho detto prima, di strumentalizzazioni, sono passati 15 anni in cui fondamentalmente, al di là dell'impegno di alcuni, tra cui il sindaco di Piazza, nei 10 anni che ha fatto quello che ha potuto, non è stato fatto poco o nulla. Io credo
e mi sia consentito di dire che sarebbe stato opportuno che questa mozione non fosse discussa a un mese dalle elezioni comunali, perché si sa che in campagna elettorale evidentemente tutto viene strumentalizzato e tutto viene finalizzato alle elezioni. E tutti sanno come il movimento politico al quale io appartengo, Forza Italia, sostiene nella corsa a sindaco Roberto Di Piazza. E quindi in linea teorica, ripeto, soprattutto in linea teorica, noi saremmo contrapposti al Movimento 5 Stelle che oggi, ma non per colpa sua, perché devo dire l'ha presentata in tempi anche abbastanza lontani, la mozione. Ciò nonostante, io ritengo che su questi temi non debbano esistere differenziazioni politiche. Come ha detto il collega De Anna, ci sono due schieramenti: chi è per la salute e chi non è per la salute. Tutelando però, e questo lo dico con chiarezza agli amici di Servola, o non dimenticando che esiste anche un problema occupazionale rispetto al quale dobbiamo avere la massima attenzione e che molto spesso strumentalmente salute e posti di lavoro sono stati posti in contrapposizione in una guerra tra poveri che non aveva motivo di essere e che ha immiserito questo tema. Ebbene, io evito qualsivoglia altra considerazione di carattere politico e mi attengo strettamente alle tre cose che nel loro dispositivo la mozione presentata dai 5 Stelle richiede. Il primo, la necessità di inquinamento acustico; il secondo, la necessità di verificare e riferire ai commissari il superamento delle criticità indicate nell'AIA, ma soprattutto il punto numero 3, che rileggo e rispetto al quale faccio i complimenti al mio amico Usai se l'ha stesa lui la mozione, perché devo dire è assolutamente perfetto. Il punto numero 3, che ripeto rileggo, dice: a concordare, alla luce degli impegni assunti dalla Presidente della Regione, la chiusura progressiva dell'area a caldo entro tempistiche certe, anche rinegoziando l'accordo di programma e le relative autorizzazioni, tutelando gli attuali livelli occupazionali. Bene, stando alla lettera dei 3 punti dichiarativi della mozione ed in particolare di questo punto numero 3, che anche nella forma coglie perfettamente il mio pensiero e credo sia stato fatto in modo serio e coerente, io preannuncio fin d'ora il voto mio e del mio gruppo favorevole alla mozione dei 5 Stelle sulla Ferriera di Servola. Consigliere Travanuto. Grazie Presidente. Sempre in riferimento alle cose complesse, perché si tratta di un oggetto complesso, rammento la campagna elettorale fatta qualche anno fa a Parma e come i contendenti alla vittoria di quella bella città avessero di fronte a loro un problema quasi irrisolvibile, ma che qualcuno a priori pensava di risolverlo, proprio perché è un problema complesso. Poi vengo all'equazione presentata da De Anna, cioè quali sono i valori prioritari e qual è la gerarchia. Allora, in quel caso vinse un partito, anzi un movimento, e del programma scritto allora sull'inceneritore si è visto dopo alcuni anni che l'inceneritore è ancora lì. Ma perché? Ma non perché in qualche modo c'era cattiva volontà da parte del candidato sindaco, ma perché quando uno è sindaco è diverso dall'essere candidato. Perché quando si è sindaci, per cortesia,
Cari cittadini, mi avete promesso di star buoni. Sospendo i lavori e vi faccio accomodare fuori. Quindi Prego, per dire che quando c'è un problema di questa natura, e qui ci sono stati diversi presidenti di regione, diversi assessori, diverse maggioranze che hanno affrontato questo problema. Cioè non è un problema che è uscito quest'oggi, no? Non è un fulmine a ciel sereno, uno dice vabbè me lo trovo qua. E quando era sindaco il consigliere regionale di Piazza, allora era sindaco e la realtà lì era presente tanto quanto oggi. E in quella circostanza presidente della giunta regionale era un altro e poi ovviamente a cavallo c'era anche un altro ancora. E le vicende sono rimaste lì, ma non per cattiva volontà, perché io ho la coscienza a posto nel sostenere la tesi che di fronte a un tema complesso la soluzione del problema non è sicuramente una cosa astratta, non è qualcosa che viene risolto semplicemente per la pura e semplice volontà del richiedente. Allora, De Anna, quelle 3 indicazioni sono 3 indicazioni che andrebbero però sempre corrisposte all'oggetto a cui vanno riferite, cioè se l'oggetto è nuovo, se l'oggetto è completamente nuovo, allora è indispensabile che quella gerarchia sia ben precisa. E io sono d'accordo con te, salute, ambiente e lavoro, quando si tratta di fare una cosa completamente nuova. Quando te la trovi invece lì, quando le cose invece sono più complesse, non dicevo a caso prima la complessità delle vicende, i 3 elementi non sono più messi gerarchicamente perché c'è un problema grosso. Allora io ipotizzo che la giunta Tondo allora abbia fatto quello che si poteva fare in quel periodo e altrettanto sta facendo adesso la giunta Serracchiani per risolverlo correttamente. E l'assessore è stata corretta nel sostenere la tesi che su questa vicenda cerchiamo di risolvere secondo un piano di intervento in cui nessuno si sottrae al confronto della cosa. Allora, io capisco l'esasperazione di chi sta lì. Ma come no? Ma lei non... Mentre capisco sicuramente, mi metto nei panni di chi abita lì, mi devo mettere anche nel contempo nei panni di chi deve risolvere la vicenda. E nei panni di chi deve risolvere la vicenda le cose non sono così semplici. Allora, assessore, mi rivolgo a lei ha fatto un caldo appello, perché è giusto e corretto che a un mese dalle elezioni a Trieste un movimento non deponga una mozione di questa natura, perché poi alla fine succede che diventa semplicemente strumentale, diventa semplicemente un elemento... scusi, Presidente, io desidero che non ci siano più questi. Dica, allora, o stiamo buoni o andiamo fuori, decidete voi, va bene? È l'ultima volta che lo dico. È l'ultimo avvertimento, signora. Allora sospendo i lavori per 5 minuti e vi invito a lasciare l'aula, per favore. Ed era ovvio che entrava adesso, proprio per questo. Allora lei non capisce niente. La seduta è sospesa. Questa è un'aula parlamentare. È previsto la presenza del pubblico. Per parlare bisogna farsi eleggere. Quindi in qualche modo io chiedo il rispetto di tutti i consiglieri, quelli che parlano e quelli che ascoltano. Per cui il comportamento e gli apprezzamenti non è questa la sede, li fate fuori. D'altra parte, a questo punto chiedo ai commessi di far uscire le persone. Grazie, questa è casa nostra. Se siete qua è per via di noi. Questa è casa nostra. Sentite, allora, ascoltatemi lassù, state, Sospesa, sì, andiamo fuori, andiamo via. No, ma è sospesa.
Signora, mi avete promesso che starete buoni, vi prego di rispettare la promessa. Mi scusi, allora, i consiglieri intervengono, ma tanto è fuori, non è seduta. I consiglieri intervengono e possono parlare. È sospeso, siamo in sospensione. Allora, tranquilli? Boh. Riprendiamo i lavori. Restituisco la parola al consigliere Travanuto e mi scuso dell'interruzione e chiedo nuovamente per l'ultima volta al pubblico di starsene tranquillo. Grazie Presidente. No, io capisco anche gli stati d'animo, le esasperazioni e i problemi che competono a chi direttamente la cosa la vive e la subisce. Questo è una cosa chiarissima, e anche l'emozione e gli stati d'animo di contrarietà sono elementi di comprensione, quindi nessuna acrimonia nei riguardi di chi ovviamente ha utilizzato espressioni non sempre gradite. Ma al di là di questo, io per quello che so e per quello che ovviamente capisco della vicenda, non posso additare alcuna responsabilità, perché sono stato attento anche durante il governo Tondo e nel caso in cui ci fosse stata una allegra gestione della vicenda l'avrei puntato in qualità di essere l'oppositore e altrettanto oggi trovo che una correttezza di fondo animi sia il Presidente della Regione tanto ovviamente quanto l'assessore competente, che prima è stata dettagliata nell'affermare quanto si sta facendo e quali sono le intenzioni da parte dell'esecutivo regionale. La mozione posta così come è stata per l'appunto illustrata e quindi esaminata in aula, in un clima che in qualche modo risente del confronto elettorale, purtroppo piega su versanti non sempre piacevoli, quando di fronte a noi non abbiamo un'equazione appunto semplice ma a grado superiore, proprio perché intervengono più elementi all'interno, e trovo che sia più corretto avere quell'atteggiamento di fondo che compete a chi governa e a chi comunque fa le leggi, di affrontare con serenità e serietà la cosa, propugnando, ed è questa la parte conclusiva del mio intervento, propugnando una serie di interventi collegiali e collettivi, e quindi non solamente aspiranti a una soluzione parziale, ma con il coinvolgimento di tutti i soggetti in commissione e in aula, che mi sembra la cosa più opportuna. Da ciò capisco e comprendo, e si vede in modo cristallino, l'intenzione da parte dell'esecutivo, chiedendo al proponente il ritiro della mozione, proprio per non cadere e scivolare invece in condizioni piuttosto difficili, direi quasi arcaiche, della politica in cui ci si deve contrapporre semplicemente perché c'è qualche voto da raccogliere. Spiace in effetti l'intervento di qualcuno che, pur essendo stato in maggioranza oggi, allora insomma, sindaco, e comunque la maggioranza di allora era dello stesso identico tenore, invece di utilizzare in buona sostanza quell'atteggiamento che mi pare essere più corretto e conforme agli obiettivi che ci si propone per risolvere una soluzione di questo genere, abbia invece utilizzato sistemi e mezzi che dal mio punto di vista non sono sicuramente accettabili. Invece sono d'accordo completamente, tranne l'ultima parte in cui voterebbe a favore della mozione, l'intervento di Marini, che invece ha dipinto una situazione leggermente diversa rispetto al consigliere Di Piazza, tranne che sul fatto terminale, che è determinante, che la mozione sia ritirata e che la commissione, ovviamente competente di consiglio, esamini con più compiutezza la cosa, coadiuvata quindi con l'esecutivo, che è la responsabilità massima, perché giustamente la Presidente è anche commissario della vicenda. Paviotti. Sto anch'io
in quella parte iniziale, considerazione iniziale del consigliere Marini, che dice che su questi argomenti non ci si dovrebbe dividere da un punto di vista partitico, perché su questi argomenti chi ritiene di poter ferire prima o poi rischia di perire, perché sono questioni difficili, sono complicate, lo sono per tutti, lo sono per me che non sono triestino e che tuttavia passo spesso davanti a quel posto, lo sono per me che ho fatto il sindaco e che ho imparato sulla mia pelle quanto sia difficile prendere delle decisioni quando la strada non è chiara, sicura, ma ci sono degli elementi che si contrappongono. Fare politica sarebbe facile, è facile tutte le volte in cui la tua strada è chiara. Ma guardate che a leggere la mozione c'è una parte che è proprio la difficoltà che noi dobbiamo affrontare spesse volte. E allora il punto terzo dice: rinegoziando l'accordo di programma e le relative autorizzazioni, tutelando gli attuali livelli occupazionali. Ora, il problema è questo qua, diciamocelo chiaramente. Se non ci fosse il problema dei livelli occupazionali, ma chi è di noi che viene qui a dire che bisogna tenere aperta una fabbrica? Ma perché? Ma per cosa? Ma se non ci fossero tante famiglie, un indotto che vive su questo, è chiaro che la scelta sarebbe facile. Chiudo, perché è brutta, sporca e puzza, e la chiudo. Non lo faccio e non l'ha fatto e non l'hanno fatto tante persone prima, d'accordo? E non voglio qui fare la gara a chi ha sbagliato prima, chi è arrivato dopo. Semplicemente per questo motivo vuol dire che la questione è difficile. Fatta questa premessa, io voglio dire una cosa chiara. Io mi fido del lavoro che sta facendo la Presidente Serracchiani e l'assessore Vitto. Io mi fido, perché credo che abbiano affrontato il problema con serietà e anche di quello che sta facendo il sindaco Cosolini, lo dico, perché credo che abbiano affrontato il problema con serietà, perché è troppo facile dire chiudo e lascio lì una bomba ecologica. È molto più difficile e secondo me anche molto più giusto cercare di trovare una soluzione più difficile da spiegare alla pubblica opinione, ma più giusta, in cui cerco di contemperare il fatto che quell'area lì deve essere anche risanata, no? Perché se io la chiudo e la lascio lì rimane un problema per sempre, per tutti. Il fatto che c'è tanta gente che lavora, che c'è un indotto, e il fatto che io intuisco che l'imprenditore che è arrivato oggi sia una persona seria, che abbia intenzioni serie. Se tutto questo fosse vero, e io mi auguro che sia vero, non posso essere sicuro che sia vero, ma io mi auguro che sia vero, forse una soluzione ragionevole e seria c'è, perché la soluzione di dire chiudo non è una soluzione, perché altrimenti l'avrebbero fatto 20 anni fa, 30 anni fa. E abbiamo in tutta Italia, in tutto il mondo situazioni di questo genere e dobbiamo essere seri. Citavo l'altro giorno, scrivendo sul referendum, una questione che mi è successa, scusate, banale, ma io ho avuto i comitati e i cittadini contro le antenne dei telefoni per il problema della salute. Voglio ricordarvi che avevo i comitati lì in comune e mi dicevano: sindaco, l'antenna del telefono provoca il tumore, e avevano tutti il cellulare in tasca, ed è questo il problema. E lì la difficoltà, è chiaro che la salute viene prima di tutto, però dobbiamo anche cercare di trovare delle soluzioni ragionevoli. Allora, su questo concludo. Io mi auguro che la mozione venga ritirata. Siamo in un periodo in cui non dovremmo discutere di queste cose, perché siamo in un periodo elettorale ed è il periodo peggiore, dove vengono fuori gli istinti peggiori della classe politica, vengono fuori nelle campagne elettorali. E quelle cose che si decidono emotivamente sono dei danni che poi si pagano per secoli. Primo, quindi auspico che venga ritirata la mozione. Mi fido della Presidente Serracchiani e dell'assessore Vitto e so che non hanno intenzione di fare del male a nessuno e che non vogliono fare morire nessuno. Posso dirlo? Neanch'io.
neanch'io, d'accordo? E credo che se abbiamo un momento di pazienza e cerchiamo di guardare la cosa con serenità, possiamo trovare una soluzione che vada bene per tutti, anche per voi che avete ragione a chiedere che ci sia. Bohem. Parto in qualche maniera dall'impegno che è stato chiesto, parto riprendendo o continuando il ragionamento che stava facendo adesso in maniera forte, sentita, autentica il collega Paviotti. Parto raccogliendo un pezzo della mozione che è stata presentata, che è quello di un coinvolgimento costante sostanzialmente di questo organismo, di un organismo politico, cioè attraverso la Commissione. Assoluta e totale disponibilità. Sapete benissimo che quando sono state richieste, abbiamo fatto le audizioni che dovevano essere fatte, venerdì andiamo in sopralluogo alla Ferriera, se riteniamo una volta ogni 15 giorni ci convochiamo per vedere l'andamento e ci facciamo dare tutti i dati che sono a nostra disposizione per avere una consapevolezza piena e totale di ciò che sta accadendo. Quindi assoluta disponibilità da parte della Commissione. Secondo aspetto, sicuramente non accoglibile dal punto di vista non solo politico, ma soprattutto tecnico. L'incipit di questa mozione chiede sostanzialmente che la politica intervenga sul procedimento amministrativo. Dobbiamo fare esattamente il contrario se vogliamo raggiungere gli obiettivi che tutti quanti dichiariamo, cioè la salute dei cittadini, il risanamento di un'attività industriale presente da decenni in questa città, e per la prima volta viene anche utilizzato uno strumento normativo che prevede la contemporaneità della messa in sicurezza dal punto di vista ambientale e il risanamento aziendale. È la prima volta in Italia che viene utilizzato questo tipo di strumento. Dicevo, non possiamo però fare i cortocircuiti e pensare che la politica si sostituisca e dice diamo la proroga, non diamo la proroga, facciamo le cose che vengono chieste nel punto 1. Dobbiamo avere l'assoluta garanzia che la tecnica abbia gli strumenti per l'intervento, e questa nuova AIA questi strumenti ce li ha. Prevede anche delle conseguenze che sono a tutela prima della salute. Per la prima volta nell'AIA è previsto il monitoraggio delle valutazioni di impatto sulla salute con delle conseguenze da determinare sull'attività dell'azienda. È la prima volta che questo viene introdotto ed è importantissimo. Perché dico questo? E riprendo l'intervento che ha fatto adesso Paviotti. Ma se fosse una scelta così semplice, perché sti deficienti di amministratori comunali negli ultimi 15 anni, quindi almeno 10 anni del collega Di Piazza, sti deficienti amministratori regionali, almeno gli ultimi, quindi anche i 5 anni di Tondo? Non credo che Tondo sia una persona che avesse voluto far morire i cittadini. Non credo che Tondo volesse fare quello. Ok? Allora vuol dire che c'è qualcosa di un po' più complicato, perché questo tipo di esistenza nel comune di Trieste ha un elemento socio-economico importantissimo, secondo probabilmente soltanto al porto, e la scelta che avviene su questa deve essere fatta con il massimo equilibrio. Permettetemi anche una cosa di tipo relazionale, se volete. Credo che non sia stato decoroso il tuo intervento, Roberto. Non è stato decoroso, nel senso che, ma chiaramente, e sai per quale ragione? La prima di tipo, estetico. Non è mai accaduto che tu hai letto un intervento, quindi se l'hai letto, purtroppo l'hai letto soltanto perché ti è strumentale in questo momento. Non si possono fare scelte su questa cosa qui in maniera strumentale perché fra 20 giorni, fra un mese e mezzo, quello che è, 2 mesi, quello che è, ci saranno le elezioni. Perché se tu dovessi essere, e non credo, il tipo di intervento che hai fatto oggi mi ha fatto capire che probabilmente non sarai il sindaco di Trieste, ma se tu dovessi esserlo, comunque vai quella responsabilità lì. Come l'hai avuta 10 anni e non l'hai gestita? O non sei riuscito a fare tutto quello che vogliamo, diciamo, ma non ce l'hai fatta. E questo vale per ognuno di noi. Dobbiamo avere il decoro di affrontare. Si rivolga all'Aula e non ai singoli consiglieri, per favore. Chiedo scusa.
Dobbiamo avere il decoro di affrontare i temi difficili come sono questi, difficili perché hanno a che fare sicuramente con la salute dei cittadini, sicuramente con la percezione dei cittadini. Non possiamo strumentalizzare le paure della gente, che sono paure autentiche, e ogni tanto noi le utilizziamo perché abbiamo altre finalità. Questo non lo possiamo fare, non è decoroso per l'impegno che ci siamo presi proprio nei confronti di questi cittadini. Allora io credo che le conseguenze che sono previste nell'AIA sono conseguenze importanti, anche drastiche, che credo che potranno portare anche alla chiusura dell'area a caldo, perché non credo sia un elemento non presente, ed è stato affermato in maniera chiara dalla Presidente e da tanti altri che in maniera responsabile hanno preso in mano questa situazione con degli atti chiari, concreti e contingenti, e non soltanto con parole. Grazie. Nel dare la parola a Ziberna, lei di Piazza vorrebbe intervenire per fatto personale, immagino. Potrà farlo alla fine della seduta antimeridiana. Ziberna, prego. Ziberna, lei avrebbe un minuto, io lo triplico, diciamo, ma non esageri. Se il regolamento prevede che è proporzionato al peso, io potrei parlare un tre quarti d'ora. La metto in dieta immediatamente. In termini di minuti o di peso? 3 minuti. No, è giusto davvero alcune battute. È noto che Forza Italia, il nostro gruppo consigliere, non ha mai assunto posizioni populiste, non ha mai assunto posizioni che hanno portato agli eccessi in quest'Aula. Per capirci, non abbiamo fatto e non facciamo del terrorismo. È comprensibile che per andare a lavorare, per muoverci, produciamo comunque inquinamento usando le autovetture. È comprensibile che comunque per riscaldarci produciamo inquinamento. Ma c'è un punto, c'è un equilibrio che a nostro avviso non si può superare. Io fino a 15 anni fa fumavo. Era un suicidio perché fumavo 55 sigarette al giorno. La persona che fuma una sigaretta al giorno, 2 sigarette al giorno, qui i medici ce ne sono, non morirà, nel senso che non è un dramma, per capirci. Perciò c'è sempre un limite di un equilibrio che a nostro avviso non può essere superato. L'Agenzia Europea per l'Ambiente sostiene che in Europa muoiono a causa di inquinamento ambientale 436.000 persone ogni anno. 436.000 persone. Noi abbiamo questo come terza causa, dopo le 200 e passa 225.000 per le malattie cardiovascolari, 180.000 per le patologie legate ai tumori. Questa è una delle cause principali di morte, cioè l'inquinamento derivante dall'atmosfera, inquinamento ambientale, inquinamento atmosferico. Nel nostro paese sono 84.000 le persone che muoiono, una stima che è stata fatta per il Friuli Venezia Giulia ci dice che sono 1.700 persone. È indubbio che la prevalenza di queste persone che muoiono a causa dell'inquinamento atmosferico sarà difficile che sarà a Tarvisio o a Trasaghi, se è più facile che siano riferite ad aggregazioni urbane vicine a luoghi in cui si produce questo inquinamento. Non voglio pensare, non sostengo che tutte 1.700, tra l'altro su uno studio anche commissionato dalla Regione, pagato anche da CRO e Regione, dal quale deriva che un aumento di decessi legati a questa patologia avviene tra coloro che vivono più vicino alle vie a maggior scorrimento. Ecco, non sostengo perciò che 1.700 persone sono quelle che muoiono a Trieste a causa della Ferriera, però è indubbio prevedere o immaginare che una parte importante, una parte comunque importante, fossero anche 50, è una parte importantissima di queste 1.700 persone che muoiono all'anno nel Friuli Venezia Giulia possono morire a Trieste a causa di questa ragione. E ripeto, senza fare del terrorismo. Ecco la ragione per cui ha ragione da vendere, hanno ragione Marini, De Anna, quando sono intervenuti prima di me e sottoscrivo naturalmente le loro dichiarazioni. Ma pensiamo anche a un ragioniere capo di un'amministrazione che non pensa al danno, cioè non pensa alla morte, non pensa a questa cosa che per noi ovviamente è ciò che va difeso in assoluto prima. Anche se uno dovesse pensare solamente al danno economico, pensiamo come si traduce la morte di una persona in termini di danni nei confronti dell'amministrazione regionale. Pensiamo quante, se fossero anche su queste 1.700 persone che muoiono, quante però sono malate, quante producono in meno nel settore privato, quante producono in meno a causa di patologie, di assenze per malattia nel settore privato, quanto costa in più alla regione in termini di farmaci che naturalmente devono acquistare, quanto costa in più in termini di necessaria ospedalizzazione. E non possiamo, guai se noi dovessimo pensare al dato economico anziché a quello della vita che scompare. Non per nulla De Anna, che è stato accusato
accusato prima da altri colleghi, da una collega, di essere stato assessore dell'inceneritore. Rammento io con altra veste quando all'epoca la Giunta Tondo, attraverso anche De Anna, avevano ribadito non più inceneritori, non più fosse. Perciò non vogliamo né bruciare né infossare il residuo della nostra attività. E poi ultima cosa ancora, non riusciamo a capire una sinistra che rimpiazza sempre per qualsiasi motivo, ogni settimana, ogni 4 giorni, in piazza Oberdan assistevamo ai sindacati, ai partiti che protestavano, non riusciamo a capire qual è la ragione per cui questa sinistra oggi non vuole essere al nostro fianco abbarbicandosi a difesa dei cittadini. Rispondo solo una battuta a Paviotti. Lui si fida certamente della Presidente Serracchiani. Se però la Presidente Serracchiani fosse oggi qui, fosse anziché essere altrove, fosse oggi qui su quei banchi a dire come la pensa, avrebbe fatto certamente qualcosa in più. E poi ancora, è indubbio che nessuno di noi, nessun consigliere, nessun assessore, nessun presidente vuole uccidere un'altra persona, ci mancherebbe altro, non vorremmo neanche sentire queste affermazioni in quest'Aula. Non dimentichiamoci che si uccide sia per un'azione, ma si uccide anche per un'omissione. Apro e chiudo una parentesi, omissione anche, e non ha a che fare con l'argomento di oggi, ma con altri argomenti, anche togliendo pronti soccorsi e ambulanze. Finiscila, Moretti, vergognatevi! Ziberna. Allora, cari colleghi, Ziberna, allora, io chiedo ai cittadini ospiti di rispettare l'Aula, è la stessa cosa che chiederei anche a voi. Sergo, il suo gruppo ha esaurito il tempo, io le do, avendolo dato a... Come no? Sì. Non c'è il tempo per il relatore. Non c'era il tempo per il relatore. Quindi le do 3 minuti allungabili, ma non esageri. No, non c'è il tempo per il relatore. Presidente, sorvolo sul nuovo regolamento perché sennò stiamo qua fino a domani mattina. Allora cerco di andare via veloce perché d'ora in poi non stiamo neanche a presentare le mozioni, diamole per lette, chi le ha lette, stiamo prima. Comunque vabbè. Cerco di andare avanti veloce, dicevo, perché ovviamente tante volte su questo tema una delle motivazioni per cui l'aria caldo non si può toccare è ovviamente sempre stato legato al problema occupazionale, alla difesa dei posti di lavoro, eccetera, eccetera. Io ieri mattina ho letto, credo, non so, ma sicuramente ci saranno stati altri interventi simili perché immagino che gli operai siano le prime persone che hanno a cuore la loro salute, quella sì, e ieri mattina c'è stato un articolo dei giornali, io non so come è andato poi questo incontro perché gli operai hanno chiesto un incontro con il responsabile della produzione dell'impianto che è nuovo, quindi non è sicuramente persona che può essere incolpata di ciò che succede a Trieste da tanti anni, ma che è nuovo perché prima ricopriva praticamente lo stesso incarico, era il capo degli altoforni dell'Ilva di Taranto. Ora, non so se dire a questi operai state sereni che è tutto a posto, perché ovviamente chi magari non si comporta in un certo modo altrove viene anche ripreso dalla magistratura, è attualmente sotto processo per quello che è il processo dell'Ilva di Taranto e viene chiamato a fare praticamente lo stesso lavoro a Trieste, vista l'alta esperienza. Se dobbiamo dire state sereni a questi lavoratori ma anche a questi cittadini, perché il suo legale nel marzo 2015 aveva chiesto anche il proscioglimento in quanto il legale stesso riteneva che a fare tutto, praticamente a decidere tutto, non fossero i dirigenti pagati dalla Ilva di Taranto ma fosse una struttura ombra creata dalla famiglia Ilva. Quindi mi chiedo anche quale fosse questa esperienza di questo
dirigente, ma a parte questo sono scelte che ovviamente fanno i privati e quindi era giusto ovviamente sottolineare anche questo aspetto che non so quanti ovviamente ne sono a conoscenza. Ci sono, su quanto abbiamo detto, ovviamente non abbiamo mai il tempo adatto per approfondire, però sulla disponibilità della Commissione io ricordo anche un'audizione che abbiamo avuto con la Presidente a cui il nostro capogruppo Usai chiedeva rispetto di quella che era una delle prime mozioni che abbiamo discusso qui, ovvero proprio il rendere i cittadini e anche i consiglieri e i commissari partecipi di queste vicende. Beh, vista come è andata con l'AIA, io tutta questa condivisione sinceramente non me la ricordo, probabilmente ero altrove, probabilmente la visita alla Ferriera invece del 29 di aprile si doveva fare il 29, non so, di ottobre, novembre, settembre, eccetera. Quindi apprezziamo la disponibilità, ma intervenire sempre a cose fatte credo che sia più un volersi pulire la coscienza che altro. Infine ho sentito dire tante volte non si possono fare scelte politiche. Benissimo, allora perfetto, se non si possono fare scelte politiche però, Presidente, mi lasci dire, perché si possono fare promesse allora? Perché quelle parole che ha letto il consigliere Usai prima sono di fatto delle promesse. Si è detto se l'impianto inquinerà di più noi provvediamo a chiudere l'area a caldo. Questa è una promessa, non è una scelta politica? Sulla base di cosa sono state fatte quelle dichiarazioni allora? Sulla base di un qualcosa che la politica non poteva promettere? Allora vediamo chi è che gioca e chi fa campagna elettorale 365 giorni all'anno. Noi di queste cose ce ne occupiamo dal primo giorno che siamo entrati in questo Consiglio. Credo fosse l'estate del 2013 che abbiamo portato una mozione in discussione in quest'Aula. E allora, se vogliamo sempre continuare con i soliti attacchi, con le solite strumentalizzazioni, con le solite campagne elettorali, siamo liberi di farlo e, come vi ho detto spesso, noi di sicuro non ci tiriamo indietro. Se vogliamo risolvere i problemi della gente, facciamolo però in maniera seria. Grazie. Grazie a lei, Tondo. Grazie Presidente. Ma io non mi scandalizzo affatto della vicenda che su questi temi ci si scalda gli animi e la campagna elettorale rischia di prendere il sopravvento. Mi scandalizza il fatto che qualcuno si scandalizzi, per due ragioni, perché io ci ho provato sulla mia pelle. Io vorrei ricordare agli amici della sinistra, in particolare al sindaco Cosolini, quando venne convocato un consiglio comunale della città di Trieste sul tema del regassificatore, e il mio amico Clean, che faceva l'autista del presidente della regione all'epoca, dovette venirmi a prendere una porta secondaria perché avevo un assalto in cui fisicamente avevo rischiato di prendere le botte. Quindi sulle strumentalizzazioni, caro Mauro, ognuno porta a casa il suo. Anzi, dirò una cosa di più, è bene che sia così, perché quando hanno i cittadini la possibilità di verificare la distanza che c'è sempre tra quello che promettiamo e quello che manteniamo? Io sono consapevole di questo, so benissimo che quando ci si avventura in campagna elettorale ognuno racconta un po' la parte che la gente ha piacere di sentirsi dire, poi però quando si ritrova coi problemi, i problemi rimangono e, come diceva Lenin, sono testardi e difficili da superare. Quindi nessuno scandalismo e neanche nessuna difficoltà a far sì che ognuno esprima la propria opinione anche in maniera che può apparire strumentale, poi risponderà ai suoi cittadini, ai suoi elettori, se sarà strumentale o sarà conseguente a quello che dico. Con questa premessa faccio una considerazione. Questo è un tema sul quale si misura la capacità di governo di una classe dirigente. E la capacità di governo, cari assessori, è fatta anche di atti simbolici. E gli atti simbolici oggi sarebbero la presenza in aula del Presidente della Regione commissario. Davanti a questo io personalmente avrei rinunciato a qualsiasi altro impegno, perché ci sono dei momenti in cui assumere fisicamente la responsabilità del problema significa farsene carico nei confronti dei cittadini. La Presidente non c'è, il Vicepresidente neppure, ci sono tre assessori che ringrazio per la presenza, ma davvero credo che oggi sarebbe stata opportuna la presenza anche fisica ad assumere impegni qui davanti a questo tema, che tra l'altro è posto con molta delicatezza da parte dei consiglieri 5 Stelle. Non c'è una forzatura strumentale, come poi dirò, nella predisposizione della mozione nella predisposizione della mozione. Ecco, io
Ho un ricordo chiaro dei 5 anni in cui ho avuto la responsabilità di Presidente della Regione di come accadevano le cose. Accadeva che una settimana uscivo da una porta e trovavo i comitati dei disoccupati e organizzati dai sindacati dei possibili disoccupati che si presentavano con i bambini in braccio a dirmi chi darà da mangiare ai miei figli se la ferriera chiude. La settimana dopo trovavo i comitati che giustamente si lamentavano perché era messo in discussione il tema della salute. Ce la siamo sempre cavata dal punto di vista politico, non dal punto di vista sostanziale, dicendo che bisognava equilibrare le due cose. Anche oggi ho sentito molti interventi in questo tema. Io devo dire che nella legislatura in cui ho presieduto questa Regione abbiamo sempre intensificato in maniera molto forte i controlli, però con un obiettivo. Sapevamo che nel 2015 finiva un'epoca e ritenevamo che col 2015 la scelta politica doveva essere non quella della riconversione, ma quella di fare qualche cosa di nuovo su quell'area. E abbiamo cercato di tenere in piedi la vicenda, mantenendo alto il livello dei controlli attraverso l'ARPA e non solo, attraverso una collaborazione con Comune, proprio in questa direzione, perché sapevamo che arrivava il 2015. Il 2015 sarebbe stata la chiusura di un'epoca. Ecco, io credo che l'errore, se di errore si può parlare, o comunque la debolezza dell'azione politica del Presidente della Regione e commissario sia proprio questa: essere arrivata al 2015 senza avere una chiarezza di fondo su dove andavamo a finire. Perché vedete, non possiamo continuamente delegare, ha ragione Sergio su questo, la scelta al tecnica. L'assessore oggi ci ha rappresentato un quadro tecnicamente perfetto, ma non è questo più il problema. Non può più essere così. È arrivato il momento in cui deve prevalere una scelta di carattere politico e anche il mondo esterno alla città l'ha dimostrato chiaramente per la prima volta, sfilando in maniera educata e compatta poche settimane fa, in una domenica in cui si è chiesto con chiarezza di assumere una responsabilità politica. Ecco, io credo che oggi sia necessario uscire dalla vicenda, dalla dicotomia tra tecnica e politica, e dobbiamo assumere una decisione. Mi pare che la mozione 5 Stelle sia una mozione equilibrata. Io credo che sia stata persa l'occasione per cui si punta ancora alla riconversione mentre si punta ancora al rilancio della ferriera mentre la coccheria andava chiusa, e va fatto un discorso chiaro sulla riconversione, sulla possibilità di trovare su un'area assolutamente interessante un'alternativa che sia occupazionale e che sia garantista dal punto di vista della salute. Questa occasione, a mio avviso, si sta perdendo. Non vedo un impegno in questa direzione da parte dei vertici regionali, che comunque hanno la consapevolezza che non è un'impresa facile, ma non ho avuto la sensazione che si sia perseguita questa strada. Non vedo le ragioni, e chiudo, per cui la mozione non possa essere approvata, perché la mozione è davvero una mozione equilibrata in cui ci dà alcune indicazioni di grande equilibrio e ci dice che questa è una strada che possiamo percorrere assieme. Respingerla credo sia un errore che la sinistra oggi potrebbe evitare di fare, perché il ragionamento che si apre attraverso l'accoglimento del dispositivo, soprattutto come diceva Bruno Marini, il punto 3, è un atteggiamento assolutamente positivo che a mio avviso può essere accolto, al di là delle strumentalizzazioni e dell'utilizzo che chiunque ne farà, sul quale non dobbiamo scandalizzarci, fa parte del dibattito politico. L'ho provato sulla mia pelle 5 anni fa in maniera molto più forte di questa, molto più pesante, molto più violenta. Mi scandalizzo che qualcuno si scandalizzi, questa è la politica, davanti ai cittadini mostriamo la faccia. La mozione dei 5 Stelle è una mozione equilibrata che può avere il nostro consenso, e per quanto mi riguarda voterò a favore assieme al mio gruppo di questa mozione. Liva. Sì, grazie Presidente. Ma io intervengo perché trovo molto equilibrato e anche rafforzato dal dibattito, da quanto abbiamo sentito finora, l'appello, la richiesta dell'assessore, e ha rivolto anche da altri colleghi ai presentatori della mozione, di ritirare questa mozione. Poi, se non verrà ritirata, decideremo se la appoggeremo o la voteremo contro, eccetera. In questo momento in discussione e la richiesta che è provenuta dai banchi della maggioranza e anche dai banchi della Giunta è quello di ritirare questa mozione con le spiegazioni che sono state date, cioè una grande attenzione al problema, una grande disponibilità alla trasparenza e all'informazione,
è un impegno assunto dalla Presidente, a livello istituzionale, a tutto, a rispettare i pareri e l'iter, i percorsi tecnici delineati e definiti peraltro con grandissima all'unanimità dagli enti coinvolti, e a prendere le decisioni politiche conseguenti alle verifiche tecniche che sono in corso e sulle quali, che peraltro procedono alacremente. Dunque la richiesta di ritiro non è una richiesta perché si considera la mozione malposta, il problema non esistente, ma per queste motivazioni che io ribadisco. E d'altra parte, che le cose stiano così, che ci sia un impegno già assunto da tempo e manifestato pubblicamente nel pieno rispetto delle verifiche e delle conseguenze prese di posizione, e cioè che se sarà dimostrato e se sarà reso evidente dagli indici la situazione di pericolo di inquinamento, si procederà con la chiusura dell'area a caldo, è stato detto e ribadito da tutti. E scusatemi, io non sono di Trieste, non leggo tutti i giorni la stampa locale, ma mi pare di averlo sentito dire anche dal diretto interessato, dall'imprenditore stesso. Allora ribadisco, rispetto a questo quadro complesso e sul quale ci si è misurati, la mozione ne prende atto. E tanto è vero, ne prende atto, che un raffinato democristiano come Marini ne ha colto tutto l'equilibrio di questa mozione e si è sentito in dovere dire: è scritta così bene, è così equilibrata e mi consente di dire sì e no, che salvaguardo l'ambiente, ma salvaguardo anche l'occupazione, che dico di sì ma nei tempi dovuti, che quasi quasi la voto anch'io. E io dico che apprezzo questa capacità, questa evoluzione dei 5 Stelle, che in così breve tempo riescono a fare un documento così democristiano, perché è il caso di ripetere che cosa prevede questo emendamento. Questa mozione prevede una gran cassa al momento e una conclusione che tiene conto della difficoltà e della complessità dei problemi. Allora, siccome il tema non è dar ragione a Tizio o Caio, ma il problema è risolvere il problema nei tempi e nei modi che la normativa ci consente di risolvere, ecco che noi diciamo semplicemente agli amici 5 Stelle, e i miei riferimenti, come dire, un po' ironici, spero che non siano stati interpretati offensivamente da parte di nessuno, volevo dire insomma che quando si dice a concordare alla luce degli impegni la progressiva e tutelando, eccetera, si dice sostanzialmente fateci mettere una firmetta su questa roba qua, poi la cosa la si risolve nei temi, nei modi che si devono risolvere, così come la state facendo. Allora io, per coerenza, per pulizia mentale, per correttezza, per trasparenza, per onestà nei confronti dei cittadini, dico: noi stiamo lavorando bene, rispettando le norme in questo momento. E rispettando le norme continuiamo ad agire. Siccome su questo c'è un impegno preciso, ecco che, come dire, ogni strumentalità, secondo me, può decadere ed è giusto che in una campagna elettorale si parli anche di problemi così delicati, ma, come dire, se ne parli nel rispetto della complessità dei temi, senza tentativi da una parte e dall'altra di gettarla, come dire, di metterla un pochettino in baruffa. E allora, disponibilità dell'assessore, disponibilità di un'aula, attenzione di tutti a questo problema, perché, come dire, mi parrebbe quasi evidente che questo è il problema di questa città, di questa campagna.
Con questa discussione che noi abbiamo fatto, il mio auspicio è che non ci si misuri e non si facciano della conta, si ritiri e si assuma un impegno politico importante a essere trasparenti e a procedere alacremente nella direzione già indicata dalla Giunta. Colautti, lei ha 5 minuti. Presidente, grazie. Per dire che ritengo da subito, se dovessi fermarmi agli atti, irricevibile questa mozione per i motivi che sono stati detti, però mi sembra anche inutile perdere tempo. In quest'Aula c'è la politica e la politica deve assumersi tutte le conseguenze. Ricevibile perché ci sono alcune cose che non potremo neanche votare, cioè l'AIA fa l'AIA, no? Cioè non è che le procedure devono essere salvaguardate, ma è inutile che ci perdiamo su questo. C'è un atto politico sul quale la centrosinistra, oggi la maggioranza, ha comunque compiuto un grave errore, un grave vulnus, perché se questa mozione si chiede solo il ritiro, con tutte le tensioni e il tempo che si porta dietro, avrebbe dovuto fare almeno una controproposta per trovare un eventuale e mettere tutto nella condizione di una mediazione non a perdere, ma dall'alto di chi governa oggi il fenomeno. Quindi lasciare la mozione così impedisce anche a chi avrebbe assunto una posizione non di mediazione di carattere così di peloso, di capire come uscire da una vicenda che ha i contorni che ha e la forza che ha in maniera diversa. Quindi è una causa vostra questa, che io vi imputo, ed è per questo, se non altro, che la voterò alla fine. Facciano alcune considerazioni. La prima è questa. La questione di Servola, al di là dei problemi dei cittadini, ho fatto anch'io il presidente della quarta, anch'io ho fatto, la passata legislatura siamo stati a visitarli, abbiamo cercato di fare quello che potevamo. Spero non sia vissuta in quest'Aula, lo dico molto chiaramente, solo e soltanto, pur importante, per i cittadini di Trieste. Il tema dello sviluppo in questa regione riguarda tutta la regione, quindi questo è un tema regionale. Così come è stato la SAFAU a Udine, che per anni andavamo a tagliare il radicchio e mangiavamo qualcos'altro, perché sennò ogni volta succedono confusioni e non dobbiamo fare i consiglieri comunali aggiunti, dobbiamo fare i consiglieri regionali, quindi i temi dell'ambiente e della salute devono essere posti al primo punto per tutti. Se c'è stato l'errore di questi anni, Tondo l'ha ricordato, ma è bene però che siamo tutti su questo onesti, la vicenda, e chiudo velocemente, del mantenimento di un'attività che tutti dicono essere non compatibile con la globalizzazione, che è quella della coccheria, è vissuta per anni sui famosi CIP 6. È stato un elemento assistenziale, mantenendo in vita un qualcosa che era sostenuto da contributi pubblici, che non ha permesso quindi di investire, di migliorare le condizioni ambientali per la salute, è andata a perdere. Questa è una causa, scusatemi, è il 2015, purtroppo ha ragione Tondo, però andava anticipato, no? In qualche misura. Allora, c'è un'alta irricevibilità di merito. Mi chiedo, c'è un motivo per cui un imprenditore oggi promette un ragionamento di impegno economico, finanziario, di sviluppo su un prodotto che non ha mercato? Perché questo è un punto che io voglio chiarire e capire. Cioè, se la coccheria non sta in piedi, perché non essendoci più il CIP 6, non essendoci più niente, si ritiene dal punto di vista industriale, per un attimo proviamo a fermarci qui, mantenere in piedi questa cosa qui? E allora, che è il terzo punto, io faccio due domande e una proposta. La prima è, se non sta in piedi vorrei capire perché c'è un imprenditore che investe, no? C'è dell'altro, c'è qualche altro tipo di interesse, legittimo intendo, non sto parlando di altro, non sono noi 5 Stelle. La seconda questione, mi chiedo e mi domando, siamo quindi certi, e questa è la salute, che qualsiasi iniziativa legata alla tecnologia, allo sviluppo del mondo e quant'altro non sia in grado di garantire la salute in un'attività che si basa sulla coccheria, cioè sul caldo, perché altrimenti noi l'impegno nostro, ma di tutti, dovrebbe essere quello di garantire, così come avviene, discutiamo a Tempa Rossa piuttosto che da altre parti dell'Italia, che dobbiamo, come dire, in qualche misura avere un equilibrio fra sviluppo, perché siamo ancora una società manifatturiera, e qualità dell'ambiente, che significa salute. Se noi riteniamo, e ho già detto che la voto, quindi non vuoi essere capito male, che però comunque il caldo va chiuso, ci sono due elementi. Uno,
che non sta sul mercato, e vorrei che qualcuno me lo dica, e perché se no no. 2, che non siamo in grado di garantire, non c'è oggi una tecnologia in grado di garantire la salute dei cittadini, perché altrimenti non serve, no, questo ragionamento qua, perché dobbiamo invece essere attenti, garantire la salute dei cittadini e un'attività imprenditoriale, che anche Trieste ha bisogno, no? Perché anche Trieste deve vivere di attività imprenditoriali. Tutto questo quindi per dire cosa su questo punto? Io faccio una proposta, forse malsana, forse atipica. Martedì e venerdì la Commissione si va in feriera. Bene, io chiedo di sospendere questa mozione, di chiedere alla Presidente della Regione che venga in feriera con noi, che si convochino le parti sulla linea che ha detto adesso anche l'assessore e si faccia un punto politico alto, visto che oggi non c'è, su questa mozione, sui temi legati soprattutto, per quello che mi riguarda, a questa valutazione, perché dire che chiudiamo la coccheria, puoi essere d'accordo, ma dico perché la chiudiamo? Perché non rende o perché sappiamo che inquinerà sempre e farà sempre male ai cittadini? Perché se così è giusto che affrontiamo questo problema qua. C'è qualcuno che ce lo dice? Oppure l'AIA, oppure le rilevazioni, oppure l'adeguamento degli impianti sarà tale da garantire che l'attività a caldo, oltre che al ristoro economico, è anche in grado di sostenere la salute dei cittadini? Quindi la mia proposta è non di ritirarla, è di sospenderla, di trovare quella sede lì per chiarire tutti quegli aspetti e riportare anche il dibattito di oggi su un livello che a questo punto toglie dal tavolo anche possibili volontà strumentalizzazioni. Se così è, bene, se no ho già annunciato per i motivi che ho detto, soprattutto perché il centro-sinistra non si è fatto carico di affrontare questo problema, voterò a favore della mozione. Lauri, poi valutate se servono 5 minuti di sospensione per valutare questa ipotesi. Lauri. Grazie Presidente. Ma mi sembra evidente che affrontiamo oggi uno dei problemi più difficili che vive la città di Trieste, delle questioni politiche e che credo in qualche modo viva anche la nostra regione. I motivi i triestini li conoscono bene, non so se li conoscono nella loro complessità anche tutti gli altri consiglieri eletti in altre circoscrizioni elettorali. Un impianto vetusto costruito all'inizio del secolo scorso in prossimità di un piccolo borgo, non dentro la città, un impianto però attorno a cui nei decenni successivi è cresciuta una parte nuova di città, quartieri estremamente popolosi che sono cresciuti intorno a questo stabilimento, un impianto che ha prodotto prima acciaio e ora ghisa, e cioè prodotti essenziali per la politica industriale di un paese che hanno fatto sì che l'Italia sia diventata una delle potenze industriali dell'Europa e del mondo intero. Questa è la storia del passato. Un impianto però estremamente pericoloso è un impianto che inquina in maniera pesantissima, in cui si sono infortunati e sono morti molti, troppi lavoratori innanzitutto, un impianto in cui si sono ammalati dopo essere andati in pensione molti lavoratori, un impianto che esercita una pressione ambientale enorme sui quartieri circostanti e una pressione anche sul resto della città, non da sola. Ci sono 3 linee di un inceneritore lì vicino, ci sono anche altri impianti che contribuiscono a creare questa situazione e io anche di fronte talvolta anche agli insulti o allo scherno o alle accuse di alcuni cittadini dei comitati di quei quartieri, voglio qui esprimere, e penso che sia condiviso da tutto il Consiglio, il massimo rispetto per la preoccupazione di quei cittadini, per la paura di quei cittadini e vorrei dire anche per la rabbia degli abitanti dei quartieri di Servola. Molti di quegli abitanti sono stati prima dei lavoratori. Sono figli di lavoratori, sono persone che hanno lavorato, sono persone che hanno comprato le case attorno a quello stabilimento per essere più vicini al loro posto di lavoro. E tuttavia questa situazione così pesante, che è divenuta via via sempre più pesante nel corso di tutto il secolo scorso,
si è anche misurata poi con la crisi della siderurgia, con il venire avanti della concorrenza di paesi che hanno cominciato a produrre quei prodotti a costi sempre più bassi, e si è misurata con un disimpegno prima da parte dello Stato, poi da parte degli imprenditori privati che hanno sfruttato quegli impianti decotti al limite delle loro possibilità, trascurando le manutenzioni, non rinnovandoli, in qualche modo tentando di rosicchiare l'osso fino alla fine. Poi c'è la storia più recente, la dichiarazione della legge sulle crisi industriali complesse, il fatto che Servola sia stata dichiarata crisi industriale complessa e l'arrivo per la prima volta dopo anni, dopo decenni di appunto incancrenirsi di questo problema e dopo anche giunte comunali e regionali che non hanno saputo, diciamo, trovare delle soluzioni, arriva un imprenditore e dice: guardate, io sono interessato a quest'area, sono interessato innanzitutto perché mi interessa poter fare un'attività logistica in prossimità del mare e raccogliere delle rinfuse per portarle a Cremona, sono interessato perché posso fare un laminatoio a freddo, però penso anche di essere in grado di ridurre le emissioni dell'area a caldo. E metto su questo progetto dei denari, metto degli investimenti potenti e penso così di essere in grado, e questo succede nel momento più difficile della crisi di questo dopoguerra, di questa regione, di questo paese, penso di essere in grado non solo di mantenere i posti di lavoro, ma anche di crearne di nuovi. E sta succedendo anche che appunto alcuni lavoratori della Sertubi, licenziati, stanno facendo dei corsi per venire riassunti, e succede che questi corsi sono rivolti anche ad altre persone che hanno il problema del lavoro. Questo è il contenuto dell'accordo di programma, su cui lo Stato interviene dicendo: se le cose stanno così, allora anche noi mettiamo del denaro e ci poniamo un altro problema, e cioè quello della bonifica dei terreni, perché l'inquinamento non riguarda soltanto l'aria, ma riguarda anche il suolo e la falda sottostante, e quei terreni sono pesantissimamente inquinati ed è necessario risanarli, e ogni progetto di riconversione non può non porsi il problema dell'occupazione, non può non porsi il problema dell'inquinamento dell'aria e di quello che respirano gli abitanti, ma non può non porsi il problema di come e con che denari si, diciamo così, bonificano quei terreni. Allora, la mozione che discutiamo oggi, e chiudo, la mozione che discutiamo oggi, innanzitutto rilevo un punto: è una mozione che non muove dalle questioni dell'inquinamento atmosferico, ma muove dall'inquinamento acustico. E c'è un perché. Perché se ci fossero stati gli elementi per cui oggi, a fronte delle rilevazioni del primo semestre del 2016, concretamente, in base ai dati, ci fosse stato il motivo per dire che le emissioni sono state superate nel 2016, oggi non avremmo discusso una mozione che muoveva dai dati sul rumore. Il problema è che oggi quei dati non ci sono, dopo la fine della realizzazione degli impianti di aspirazione nuovi, che hanno avuto 1 o più mesi di ritardo. Oggi questi dati incontrovertibili sui risultati delle emissioni non ci sono. È stata fatta un'AIA, l'assessore ha descritto i contenuti di quell'AIA, sono dei contenuti, e non è vero che sono stati aumentati i valori, non è vero che sono stati aumentati i valori, è un'AIA in cui la centralina di San Lorenzo in Selva viene considerata, e prima non era così, anche se viene considerata per le performance dell'impianto e non per la rilevazione dei quantitativi delle emissioni, perché non ha le caratteristiche tecniche per poter fare quella rilevazione. E non è vero che sono stati aumentati i limiti, perché semplicemente le performance vengono... I limiti dei benzopireno in tutte le altre centraline del sistema di rilevamento sono rimasti identici. State raccontando anche, lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, delle bugie. Per cui io penso che oggi non abbiamo i dati tecnici per compiere una scelta politica a cui non vogliamo sottrarci e non ci sottrarremo.
non è vero che abbiamo fatto delle promesse, noi abbiamo preso un impegno con i cittadini del Friuli Venezia Giulia, li abbiamo presi in comune, li abbiamo presi in regione, li ha confermati la Presidente Serracchiani e manteniamo e confermiamo questo impegno. Il punto è che oggi non ci sono le condizioni per tirare quella riga, fare la somma e dire se effettivamente gli interventi di Arvedi sul nuovo impianto hanno prodotto i risultati attesi o ancora no. Bisogna aspettare ancora un po' di tempo e dopo un secolo io penso che si possa aspettare ancora qualche mese. Non è sottrarsi, anche per questo io mi associo alla richiesta di ritiro, ma dico anche che se c'è una disponibilità dell'Aula a rinviare questa discussione, a fare i sopralluoghi in Ferriera, a discutere in Commissione i contenuti dell'AIA e a tirare tutti insieme fra qualche tempo quella linea, anche questa può essere una strada che può essere perseguita. Grazie. Allora, conclusa la discussione generale, l'assessore voleva anche replicare? Assessore Vito. Allora, c'è una proposta, appunto, prima delle repliche del relatore, c'è una proposta di Colautti che non ho sentito. No, ma deve essere presentata come mozione d'ordine. Sì, ma se non c'è. Colautti, lei la propone come mozione d'ordine? Bene, formalizza la proposta come mozione d'ordine. Ritenete che abbiamo bisogno di qualche minuto? Sospendo i lavori per 3 minuti. Riprendiamo alle 2:30. Sì. Moretti. C'è anche una richiesta di ritiro della mozione. Sì. Prima che Allora, l'aveva proposta sentite, il collega Colautti. Sono le 13:26, ci sono alcune ipotesi in ballo. Io propongo di chiudere qui la seduta antimeridiana. Non siamo peggio di voi. No, Di Piazza parla alla fine della seduta, ma non è. Se io la voglio, se la posso chiudere, la chiudo, non è che se la voglio. Boh, stia buono, Riccardi. Moretti. 5 Stelle hanno finito il tempo. Allora, no, Moretti, solo un attimo. A che titolo? No, una mozione d'ordine. Prego. Per chiudere comunque con la votazione il punto all'ordine del giorno. Bene. Quindi lei conceda i 5 minuti per la verifica, le repliche e poi votiamo. Va bene. Allora c'era una proposta di ritiro, una mozione d'ordine, una mozione di ritiro. No, non c'è la mozione, No. non c'è la mozione di ritiro, c'è la richiesta al relatore Sì. di ritirare, quindi che si esprima lui. No? Se non ritira, c'è la mozione d'ordine invece sulla sospensione dell'esame e il rinvio. Ma prima bisogna andare. Allora, ricapitolando, c'è una richiesta di ritiro sulla quale deve esprimersi naturalmente il proponente. Secondo, c'è una mozione d'ordine che propone la sospensione della discussione fino a. Sì, appunto, adesso vediamo non è non c'è la sospensione. No, non è sospeso il Consiglio. Proponente. Il proponente Dal Zovo, prego. No, da Zovo? Sai? Ah sì, Usai, prego. Ha chiesto di intervenire Dal Zovo. Sì, io non ho capito per cosa era richiesta la sospensione. Le è stato proposto il ritiro. Sì, Lei si esprime su questo e replica sulla discussione generale. Allora, io approfitto per replicare e mi esprimo anche sul ritiro. Intanto vorrei dire, mi dispiace non c'è qui il consigliere Travanut, che lui ha detto. Ah, eccolo qua.
Lui ha detto che è una mozione complessa, strumentale, gli impegni, si possono prendere vari impegni, ma dopo chi governa ha difficoltà, no? Poi ad attuare bisogna capire un attimo, avere una politica di governo probabilmente intendeva. Ecco, io vorrei dire che gli impegni che sono stati presi non sono stati presi in campagna elettorale, sono stati presi circa un anno fa da chi amministra questa regione e chi amministra il Comune di Trieste, per cui che dovrebbe avere un quadro molto completo del quadro complesso che è rappresentato dalla Feria di Servola, come è stato spiegato prima da diversi consiglieri. Per cui il fatto che questa promessa non sia una promessa in campagna elettorale, ma sia un impegno preso in Consiglio Comunale e preso con molti cittadini, di cui alcuni qui presenti, credo che non possa trovare nessuna scusante per non essere ottemperato. La seconda cosa vorrei dire è che il periodo in cui noi abbiamo presentato, cioè adesso, coincide con le scadenze che si sono dati per mantenere questi impegni, che come ho già detto nella illustrazione, doveva essere prima il 31 dicembre e poi sono stati fatti slittare a primavera 2016, per cui non c'è nessuna strumentalità. Io ribadisco quello che ha detto anche prima il consigliere Sergo, da quando siamo qui, la prima interrogazione che ho presentato, potete guardare, interrogazione a risposta scritta, riguarda le centraline di San Lorenzo di Selva e altre che non sono ancora passate di proprietà o quantomeno gestione dall'ARPA, e la prima mozione, come è stato ricordato prima, è di agosto 2013, per cui non è un sollevare il tema adesso, perché c'è la campagna elettorale, ma perché ci sono precisi impegni e scadenze assunti dal sindaco e dalla presidente Serracchiani, che purtroppo non è qui presente. Io vorrei dire un'altra cosa, anche mi è stato data come apertura la discussione in commissione. Ne abbiamo già discusso pochi mesi fa, sempre su nostra sollecitazione. Mi sembra che la discussione in commissione non abbia dato grandi esiti, se non un procedere senza rispondere a molti quesiti che abbiamo posto a noi e che hanno posto i cittadini. Per cui, a fronte di tutte queste considerazioni, vorrei dire che non ritiriamo questa mozione. Se c'è la volontà di modificare il punto 1 perché si reputa che formalmente non è adeguato, potete tranquillamente, senza far venire meno il significato del primo punto, ma chiedere un emendamento al punto 1, se no è inutile perdere tempo e vi chiedo di mettere al voto subito la mozione. Io vorrei ribadire un'ultima cosa. È ora di finirla con le politiche degli annunci o delle promesse mancate. Sono stati presi degli impegni, o si mantengono, o se no la credibilità davanti ai cittadini viene meno. Per cui inutile continuare a prendere in giro i qui presenti consiglieri regionali e i cittadini. Se avete fatto delle promesse, mantenetele, se no ne subirete le conseguenze. Grazie. Bene, concludiamo con l'intervento dell'assessore Vito. Un paio di precisazioni, ma anche brevemente, insomma il consigliere rimane sulle sue posizioni. Io credo però che bisogna anche capire che cosa abbiamo davanti e che cosa votiamo. Oggi questo insomma, non è un consiglio regionale sul tema ferriera a 360 gradi, non era questo l'ordine del giorno. C'è una mozione e noi votiamo i contenuti di questa mozione. Ricordo che questa mozione, ad esempio, visto i vari interventi che sono stati fatti, non cita la parola salute in nessuno dei suoi passaggi. Cioè noi non stiamo parlando di questo oggi, noi stiamo parlando di una cosa specifica, che è la possibilità che la giunta regionale intervenga su una procedura prettamente amministrativa, che è quella della proroga, richiesta unica peraltro, perché non ci sono state altre richieste di proroga da parte della siderurgica triestina. Bene, questo lo dico perché, e deve essere chiaro a tutti, anche a chi appunto convintamente voterà questa mozione, che si chiede alla giunta di fare una cosa che secondo me potrebbe avere perfino dei limiti di legalità, che la giunta intervenga a decidere o meno, perché così dice la mozione, sulla proroga delle possibili, da qui al futuro, delle istanze che verrebbero fatte alla siderurgica triestina. È una cosa che è non solo impossibile, inconcepibile, ma è proprio una cosa che, ripeto, per me addirittura è ai limiti della legalità, se non esula e travalica questi aspetti. Quindi credo che se si vuole fare un buon lavoro
io continuo a ribadire questa completa disponibilità anche invece ad approfondire con serietà tutti gli aspetti dell'AIA, che è molto complessa, come ho detto, perché se si continua a strumentalizzare il tema ambientale come un tema da campagna elettorale non si fa assolutamente l'interesse di nessuno, soprattutto dei cittadini. Questo lo dico perché va ribadito. Ho sentito il consigliere Tondo che ha detto insomma, che va bene che è così, le strumentalizzazioni sull'ambiente ci stanno, va bene che sia così. Per me questa è una cosa che è assolutamente sbagliata, inconcepibile, che non aiuterà il Friuli Venezia Giulia a fare alcun tipo di salto culturale, anche proprio in termini di coscienza ambientale, per l'interesse del futuro di questa regione. Consigliera Bianchi, la discussione è conclusa. È conclusa? No, se è conclusa... mi dica su che cosa? Sull'ordine dei lavori. Sì. Allora, vorrei chiedere la votazione per appello nominale su questa mozione. Bene. Allora, innanzitutto, andando per ordine, abbiamo la mozione d'ordine del consigliere Colautti, che se la mantiene devo dare la parola a uno a favore e uno contro. Il consigliere Colautti propone il rinvio della votazione e discussione a dopo il sopralluogo di venerdì. Colautti. Presidente, lei semplifica. Allora, io non ho chiesto l'eventuale sospensione, quindi non ritiro, chiedendo, visto che venerdì andiamo a Servola, e siccome i temi che ho osservato, che non ripeto, li ritengo centrali, con la Presidente della Regione, poi se non può venerdì, insomma siamo tutti disponibili, immagino, per affrontare prima e tornare quindi in aula, poi per il voto o le modifiche, eccetera, per affrontare in maniera precisa tutti i temi che sono emersi qui, quindi per togliere questa è la prova con la Presidente della Regione. Molto chiaro, uno a favore, uno contro. Riccardi? Presidente, Mi dica. chiedo di parlare. Prego. Grazie. Io non so se ho capito male, come capita spesso, ma il consigliere Ussai, nel fare le considerazioni che ha fatto un passaggio non banale. Allora, sappiamo la contabilità qua, sì, la sappiamo tutti, no? Sappiamo che siamo 22. Sì, non può fare un nuovo intervento. Mi sto rivolgendo alla maggioranza, perché non mi pare banale per il rispetto di chi c'è, per gli argomenti che abbiamo trattato, per i toni che ci sono stati. Qui siamo 22-22, ok? Allora, 22 la mozione non passa. Però sul piano politico 22 contro, 22 a favore e la Presidente della Regione che non c'è, sì, non credo che se vogliamo buttarla in termini strumentali per dire chi ha ragione e chi ha torto domani avere una pagina di giornale in più... Mi dica qual è la mozione. Allora, ho capito che il consigliere Ussai ha fatto un passaggio dicendo, guardate, se i termini non vengono stravolti, io sono anche disponibile a considerare alcune ipotesi di introduzione di alcuni elementi in questa mozione. Allora, volete fare uno sforzo dalla maggioranza per fare un bel servizio a questo Consiglio regionale e non uscire con un pareggio che è una sconfitta, la quale determinerà niente sul piano sostanziale, consentirà a qualcuno di fare un po' di casino in più in campagna elettorale e lasciarvi il problema. Allora, c'è questo sforzo da parte della... Siamo ridicoli, ve lo chiediamo noi. Che cosa propone? Che capiscano che cosa va introdotto per vedere se anche loro sono disponibili a uscire. Quindi propone una sospensione. Allora sentite, sono le 13:38, o votiamo o ci ritroviamo alle 14:30. Bene. Allora votiamo. Innanzitutto votiamo la mozione d'ordine di Colautti. Sì, no, c'è anche uno contro che deve intervenire. Qualcuno contro? Prego, Bianchi. Contro? Sì, mi dica. Perché? Seppur la proposta è di buon senso, come ha anche già detto Ussai prima, l'argomento è stato portato in commissione, abbiamo richiesto innumerevoli volte discussioni, audizioni. Si va bene venerdì a vedere la ferriera, perfetto, se viene fuori qualcosa di nuovo si farà un'altra mozione. Bene, adesso quindi contro, sì. questo. Favore? Bene, basta lei. Quindi votiamo la mozione Colautti, aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Non è approvato. Conseguentemente pongo in votazione la mozione per appello nominale, la mozione 194. È aperta la votazione. Ci siete tutti? È chiusa la votazione. 22 pari, non è approvato. Detto questo, abbiamo ancora un punto, ovvero l'intervento di Di Piazza per motivo personale. Presidente, sento sempre molto parlare di questa ferriera. La ferriera, cari consiglieri, era già chiusa. Poi il sindaco di allora, Riccardo Illy, mi ricordo, con un tripode in Piazza Unità riaccese questo stabilimento. Arrivò Lucchini con 3.000 miliardi di debiti. Poi arrivò Mordassov che riuscì a fare 3.000 miliardi le vecchie lire, ovviamente, eravamo prima del 2001. Poi arrivò Mordassov che fece 1 miliardo invece di euro. Poi è arrivato Arvedi. Lauri, hai detto che è interessato a investire, è interessato ai centinaia di milioni, le abbiamo dato 100 milioni dall'Unione Europea più tutti gli investimenti che ha fatto Arvedi. Allora, cari, e poi ha chiesto adesso la rinegoziazione del debito, per cui abbiamo trovato un altro che viene a mangiare a Trieste. Ma quello che volevo dirvi, sono stati 10 anni difficili, però chi ha rilasciato l'AIA nel 2007? Chi era assessore? Chi era assessore della giunta Illy? Cosolini, e rilascia l'AIA e ci ha tagliato le gambe. È inutile, assessore, che fai così, questa è la realtà. E allora io ricevevo in consiglio comunale tutti gli insulti dai sindacati e dai cittadini. Ma chi rilasciò l'AIA a suo tempo? Chi rilasciò l'AIA? Non io, ma la giunta Illy con l'assessore Cosolini, che oggi, guarda caso, è il sindaco di Trieste. Allora sto dicendo, poi arrivò il GIP6, vi ricordate? Così li abbiamo riempiti di denari a questi, perché mi ricordo la famosa promessa con l'avvio della centrale di cogenerazione, non avremo più le fiamme. Abbiamo ancora le fiamme a Servola, stiamo parlando del 2001. Allora l'unica cosa che vi chiedo, qualcuno qui dentro, prima di fare il mio nome, come ho sentito prima, dovrebbe sciacquarsi la bocca su questo tema, per cortesia, perché abbiamo fatto le battaglie per salvare innanzitutto, perché l'ASL era molto facile, mi mandava l'ordinanza il sindaco, ma il sindaco cosa poteva fare con una AIA rilasciata? Allora sto dicendo, quando parliamo di queste cose, innanzitutto cerchiamo di conoscerle, perché sono state situazioni difficili. Poi c'era la promessa della chiusura nel 2013, che poi si è spostata al 2015. Poi è arrivata la giunta di centro-sinistra che ha deciso in maniera diversa. Abbiamo regalato per la modica cifra di 175.000 euro quell'area ad Arvedi e naturalmente abbiamo fatto investire centinaia e centinaia di milioni con i risultati. Allora è una scelta del centro-sinistra, che ognuno si prenda la responsabilità. Noi volevamo chiudere quello stabilimento da tanti anni, quel cancro, e voi lo volevate aperto e naturalmente assumete le responsabilità che avete fatto investire. Avete anche il commissario. Grazie. Grazie. La seduta è tolta, riprendiamo i lavori alle 14:45. Buon appetito.